Abbiamo convocato tutte le categorie perché cominciamo la formazione degli addetti che devono poi parlare con la popolazione per i rimborsi. Si parte ufficialmente e da giovedì 28 novembre saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale i moduli per chiedere i risarcimenti dei danni subiti con le maree eccezionali dei giorni scorsi. Una procedura telematica, ma chi vorrà potrà fare riferimento ai 7 sportelli creati appositamente per dare supporto. In vari ambiti del territorio, con degli sportellisti che possono ovviamente fornire, come fornirete voi, supporto alla cittadinanza e alle aziende che non sono in grado di compilare autonomamente il modulo direttamente dal sito. Le imprese dovranno fare domanda tramite le proprie associazioni di categoria. Le modalità sono state spiegate dal sindaco Brugnaro in veste di commissario per l'emergenza, con un focus sulle lettere C ed E. Nella lettera C è previsto un massimale di 5.000 euro per i privati e un massimale di 20.000 euro per le aziende con procedura veloce e semplificata. Per il resto dei danni vengono riportati nella lettera E, vale per le imprese e anche per i privati, e su questo le percentuali invece di rimborso verranno decise prossimamente dal governo. Io nell'arco di 30 giorni, entro fine anno, all'incirca questi sono i tempi, trasferiremo al governo il totalone, cioè il totale che viene fuori nella lettera C e il totale nella lettera E. Ovviamente continueremo a darlo pubblicamente sta cosa, in maniera che il governo possa prendere tutti gli adempimenti. Sulla lettera C, da quello che mi hanno garantito, detto eccetera, dovrebbe essere una procedura molto veloce. La lettera C sono i risarcimenti fino a 5.000 euro per le famiglie e 20.000 per le aziende e sono relative a costi necessari per ripristinare urgentemente l'attività o l'abitazione, quindi cucina, impianti, pavimenti, camere da letto. Non ci sono percentuali, viene finanziato tutto l'importo fino a 5.000 e 20.000 euro. Già ai primi di gennaio si prevede di chiedere gli scontrini delle spese effettuate. Gli importi più elevati sono trattati invece alla lettera E. Che la lettera E obbligherà le imprese e i privati ad asseverare la spesa perché avrà bisogno di una perizia. Avrà un tempo più avanti, noi pensiamo verso fine febbraio, lo diremo adesso quando sarà per la raccolta della lettera E e per le asseverazioni. A quel punto sarà il governo a dire con che percentuali intenderà procedere al rimborso delle singole voci di spesa. Ci saranno poi i controlli della Guardia di Finanza con cui è stato siglato un protocollo. Sostanzialmente la Guardia di Finanza a campione potrà controllare situazioni che presentano rischi sulla base delle segnalazioni che il commissario dovesse fare laddove ritiene che ci siano tentativi di indebita percezione dei contributi di cui il commissario disporrà.